La rivoluzione del fisco è iniziata, dal 2015 si rottama il modello 730, ma all'Agenzia delle Entrate l'ufficio normativa e modulistica è già al lavoro. È in cantiere una riforma per semplificare la vita dei contribuenti e per rendere il fisco più accessibile con un nuovo modello precompilato che arriverà a casa o sarà consegnato sul posto di lavoro e che conterrà tutti i dati necessari, dai redditi ai mutui fino alla titolarità di immobili, ma anche per le spese detraibili ci sono grandi novità. È previsto che poi nel 2016 ci sarà un sistema che anche le spese, una volta che noi sosteniamo per esempio spese sanitarie, vanno già nel nostro cosiddetto cruscotto fiscale e poi viene già messo nella dichiarazione dei redditi, quindi grandi passi e grande trasparenza. La rivoluzione del fisco inizierà però ovviamente dai redditi facili e identificabili, quindi dai pensionati e dai lavoratori dipendenti. Non si potrà evidentemente arrivare invece all'abolizione della dichiarazione dei professionisti e dei lavoratori autonomi. Anche il modello unico è però destinato alla rottamazione. Anche per quanto riguarda il settore privato, cosiddetto privato, si sta lavorando per far sì che anche in questo caso il libero professionista, il commerciante, abbia già la strada abbastanza spianata. L'Agenzia delle Entrate punta ad inviare la dichiarazione precompilata da almeno 3 contribuenti su 4. Per far decollare la riforma il governo sta studiando un sistema premiale con controlli fiscali ridotti per chi aderisce. Un progetto utile all'Agenzia delle Entrate che potrebbe così liberare risorse da destinare al contrasto all'evasione fiscale. Questo è un snellimento in fase, infatti il governo sta lavorando alacremente e ci sono varie commissioni, anche la cosiddetta legge delega sta lavorando su questo e a mano che si snelliscono le norme, chiaramente quelle fiscali vanno di pari passo, ma le stesse norme fiscali danno un ottimo contributo per snellire poi non solo l'intero sistema fiscale ma l'intero sistema paese. Snellimento, ma non solo. L'Agenzia delle Entrate e il governo stanno lavorando per una maggiore trasparenza e per un miglior dialogo col contribuente. Ci auguriamo che il contribuente venga pochissimo da noi, perché vuol dire che finalmente c'è snellimento soprattutto nel campo fiscale, ma soprattutto sono stati incrementati i sistemi informatici con cui il contribuente può colloquiare con il fisco. Mi riferisco per esempio al registrare il contratto di locazione direttamente da casa, oppure quando il contribuente deve parlare con un nostro funzionario si prenota telefonicamente e va un determinato giorno perché il funzionario riceve lui in quel determinato giorno, quindi non perde tempo, non c'è dispendio di tempo e quindi di altre situazioni, quindi si arriverà anche a questo.